La 35esima edizione del Carnevale Montevaghese prende il via, è una giornata oggi di divertimento, lo sarà anche lunedì e martedì. Il tema di quest'anno è un tema che sta a cuore a tutti ed è il tema dell'accoglienza e il tema della solidarietà. Le comunità che hanno lavorato sono le comunità di Montevago e Santa Margherita, perché i due carri più grossi rappresentano appunto il lavoro in simbiosi che fanno questi ragazzi. Inoltre quest'anno abbiamo una bella novità, ci sono dei ragazzi piccoli, ragazzi di scuola media che si sono cimentati in due mini carri, hanno seguito le orme degli adulti e ne hanno tirato fuori un prodotto che secondo la nostra modestissima opinione deve fare riflettere. Un primo carro è dedicato ai naufragi, infatti si chiama Naufragio, e il secondo mini carro si chiama Gira, Vota e Ferria a Modus Emo, quindi per dire un po' come la situazione, i ragazzini percepiscono benissimo qual è la tensione sociale che si avverte seguendo i telegiornali e seguendo quello che nel mondo succede. I due invece carri ufficiali sono due carri anch'essi dedicati alla pace, il primo, quello di Santa Margherita, Ippi Ippi Urrà, e quello di Montevago dedicato un po' alle tradizioni messicane, Noche de Fuego è il titolo, ma rappresenta proprio come grandi tradizioni ha il Messico e come per questo Messico si sono alzate le barriere degli Stati Uniti per non farli più entrare. Quindi se dovessimo dare una valutazione io mi complimento con loro perché hanno scelto, li valuterei con 10 perché hanno scelto dei temi che sono attualissimi ma che soprattutto preoccupano il mondo intero e in questo caso da un piccolo comune quale Montevago parte un segnale forte per dire siamo attenti perché qualcosa di serio sta succedendo, verso cosa stiamo andando.